complimenti per questa manifestazione. Sono sorpreso per tanta gente attenta agli argomenti che vengono trattati. Io sono venuto dietro invito a parlarvi di un progetto che è legato proprio all'ambiente. Mi sono chiesto mentre venivo, partecipo da sconfitto oppure partecipo da persona che si batte, che crede in cose importanti per la Sardegna e si batte e si batterà anche dopo il 15 maggio, perché il mio destino è terminare il mandato di sindaco il 15 maggio. Ora abbiamo come comune deciso di credere in una questione che riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il sole. Abbiamo creduto che fosse nostra prerogativa, nostra competenza, nostro diritto, nostro dovere di affrontare questo tema. Abbiamo deciso e abbiamo portato avanti la pratica, però abbiamo escluso categoricamente di creare l'opera attraverso imprese come per esempio è accaduto per Iorico. Ripetutamente da 3 anni e mezzo chiedo alla Regione di realizzare un progetto che riguardi tutta la esperienza della Regione in materia di produzione di energia, in materia di rispetto dell'ambiente. E quindi ad oggi noi abbiamo il grande progetto che non è realizzato perché non intendiamo realizzarlo se non assieme alla Regione, perché diventi patrimonio di conoscenza e di esperienza per i sardi. Quello che è avvenuto con l'Eolico, è avvenuto con il turismo, è avvenuto con le cave, è avvenuto con Fultei, con loro e sta avvenendo sempre, noi non lo vogliamo più. Abbiamo posto il problema, pena la non riuscita del progetto, quindi una sconfitta, non intendiamo accedere, perché ne avremmo fatto tanti di centrali di produzione fotovoltaiche ad oggi, ma non l'abbiamo voluto realizzare. Il passaggio è questo: mettere a disposizione della esperienza sarda che qualcosa si può fare senza dipendere sempre dagli altri. In Sardegna c'è una grande massoneria che fa da tramite per rapinare le possibilità, le potenzialità della Sardegna e metterle a disposizione di altri. Questo nel nostro come piccolo comune abbiamo cercato di evitare, perché attraverso questo passaggio io sono convinto diamo un contributo reale per difendere quelle che sono le prerogative, quelli che sono gli interessi reali della Sardegna. Ad oggi la Regione interloquisce ancora con il sindaco uscente. Io spero che con le prossime elezioni ci sia un'amministrazione sensibile a questo problema. La Regione farebbe bene seguire questa iniziativa, se riesce però a sganciarsi dal potere esterno, dai poteri che non sono certamente gli interessi dei sardi, e quindi in questo modo per ora ci sono le promesse, gli impegni anche di questa nuova amministrazione, vedremo cosa succederà. Voglio dire, la Regione oggi, ve lo dice un sindaco che ha fatto 10 anni di esperienza, e non sono così un chierichetto, ho una certa esperienza anche in diversi campi. La Regione oggi sta impedendo lo sviluppo della Sardegna. La Regione non riesce a capire che si deve e si può mettere a disposizione dello sviluppo proprio dei sardi. Noi abbiamo avuto un periodo che ci stava dando dei segnali particolari, proprio positivi in questo senso. Poi le vicende le conosciamo, anche e forse soprattutto il fuoco amico l'ha incaminato
battuto, non da sconfitto, e di rientrare a casa per continuare la battaglia che mi sono prefisso assieme ai miei colleghi dell'amministrazione. Grazie.